Darren Barenboim, che è un grande pianista e direttore musicale, una volta ha detto la cultura non è solo estetica, è anche etica. Ecco, noi pensiamo che in questa gara di solidarietà, che è partita all'indomani dell'evento disastroso, devastante, che ha segnato in particolar modo la nostra montagna veneta, il sistema culturale veneto possa dire qualcosa e abbia un ruolo primario. Quando pensiamo al sistema culturale veneto pensiamo alle istituzioni orchestrali, alle 2 fondazioni lirico-sinfoniche, a tutti i teatri di ogni provincia che rendono grande il Veneto per la propria vivacità produttiva, per la capacità che questo sistema ha anche di creare benessere nei territori, di offrire lavoro e di dare anche un contributo proprio all'idea di coesione sociale di un territorio. Cosa proponiamo? Proponiamo che queste istituzioni culturali, sta in questo il nostro appello, possano da qui possibilmente alla fine dell'anno, ma non necessariamente entro la fine dell'anno, mettere nel proprio calendario e nella propria rassegna un evento il cui, diciamo così, il cui ricavato possa essere interamente devoluto alla nostra montagna veneta, alle popolazioni, allo stato di emergenza di qualche magari anche piccola realtà dei nostri comuni segnati dall'ondata devastante del maltempo. Ciascuna istituzione può muoversi in autonomia e con libertà, però ci piacerebbe che fossero l'arte e la musica veramente oggi il linguaggio della solidarietà, e il sistema delle istituzioni orchestrali, musicali e artistiche del Veneto diventa il sistema solidale, fa comunità ed è comunità che dà identità al Veneto.